Buongiorno cari amici, benvenuti anche stasera a Live. Insomma, siamo in Mi due. sono accecata appena ti sei spostato. Sì, si è accecata, ma bisogna dire che siamo in due, no? Di cui io ho la mascherina e tengo le distanze. Tengo le distanze a te e dai nostri amici. Voi avete la mascherina perché io vi vedo, se non avete mascherina dovete essere meno vaccinati. Io ho fatto 3 vaccini, poi già la pista d'atterraggio in Israele per il quarto. Benissimo. Ho fatto la mia sparata, adesso posso tornare a giocare col secchiello e la sabbia? Sì, direi. Direi di sì. Bene, cari amici, bene, sono contento che voi siete qui con noi, no? La Vi saluto Federica, anch'io, buonasera, la Federica bentrovati. ci dice se l'Anna la legge, non sta parlando con noi due, No, ma con la Anna. che dici? Stiamo per caso curiosando in cose che non ci riguardano? Non c'è. Sì, Allora, Federica, ti leggiamo. sei, Sì, sì. non sei, però c'è. Bene. Allora, iniziamo col pippone? Dai, iniziamo Dai, col pippone. Allora, iniziamo. vi spieghiamo tanto per cominciare dove ci potete trovare, le cose di cui ci occupiamo, un po' mentre scaldiamo, Esatto, diciamo così, scaldiamo i l'aria. motori, l'anima, perché sapete com'è. Però l'importante è che quando ci seguite mascherina, È importantissimo. importantissimo, se no non rispondiamo. Vogliamo una foto, codice fiscale, DNA, mascherina. Ma sì, tampone molecolare. Ma- Allora, ragazzi, scherzi a parte, colgo subito intanto l'occasione, buonasera, di dire a Facebook user che ha scritto ciao col cuoricino che prima di entrare nella finestra della diretta deve tornare nella pagina del gruppo dove ha trovato il post della diretta e autorizzare StreamYard cliccando sul link www.streamyard.com/facebook, così che se anche in futuro vorrai approfittare dell'opportunità di porgere o fare la tua domanda nella diretta gratuita potrai farlo e noi potremo risponderti. Qui in questo caso non vediamo chi sei, quindi prova a fare questo passaggio e a scriverci di nuovo, va bene? Così che se porrai la domanda leggeremo e potremo risponderti. Allora possiamo iniziare col pippone per quelle persone che fra 20 anni vedranno questa diretta. Sì. Cosa possiamo Finché dire? regge il tubo, possiamo dire che ci trovate sul sito www.ilcapitano.altervista.org, probabilmente chi ha No, cercato scusa, il tubo regge, il tubo regge. regge, il tubo regge. Il tubo Il regge? tubo regge, Ok, il tubo regge. YouTube. Finché regge YouTube, Ah, finché... mettiamola così. Allora, da Facebook ti vede eventualmente solo chi è nel nostro gruppo, quindi se non hai altarini da nascondere a qualche altro membro del gruppo non ti legge nessuno da Facebook, ma solo gli utenti del nostro gruppo. E tornando, adesso non ci monopolizzare, Federica, dobbiamo proseguire, quindi allora ci trovate sul sito www.ilcapitano.altervista.org, questo sito è online dal 2015, vi potrete trovare sul sito appunto tantissime risorse totalmente gratuite per quelli che conoscono la radionica. Sicuramente saranno già incappati nel nostro sito, anche solo cercando circuiti su Google, sicuro, perché è probabilmente uno dei più indicizzati. Quindi, sì, sicuro. Abbiamo 3-4 mila visite al mese. Esatto, quindi è un sito molto, molto conosciuto per tutti gli amanti e gli appassionati della radionica, quindi sappiate che se non l'avevate ancora trovato probabilmente non avevate ancora cercato nulla. Non avevamo internet. Esatto, impossibile. Comunque dal 2015 abbiamo divulgato quanti milioni di dispense? Allora abbiamo divulgato più di 200-300 mila dispense gratuite, okay. lo ripeto perché forse qualcuno ha sentito bene, gratuite e più di 2 milioni e mezzo, 3 milioni di circuiti gratuiti. Esatto. Diciamo che siamo in Italia sicuramente tra i più evoluti divulgatori di radionica gratuita, quindi più di 200-300 mila persone come minimo hanno nei loro computer una nostra dispensa di radionica. Tra l'altro le nostre dispense, proprio secondo le statistiche Google, sono arrivate praticamente dappertutto in tutto il mondo, quindi ovviamente anche per noi un bel, come dire,
motivo, diciamo così, di orgoglio, quantomeno per tutto il lavoro che poi vogliamo dirvi è proprio un orgoglio a gratis, visto Sì, che esatto. abbiamo divulgato e donato a piene mani. Quindi se siete interessati a scoprire, conoscere questa disciplina, sicuramente potrete cominciare fin da subito a mettervi in moto, ad azionare questi circuiti, a scaricarli, come abbiamo detto tante volte, gratuitamente dal nostro sito, che ripeto www.ilcapitano.altervista.org. Per capire come usarli potrete attenervi alle indicazioni che sono incluse nei PDF e nelle dispense, oppure approfondire tramite i nostri canali YouTube, perché sui nostri canali YouTube non trovate soltanto i video delle dirette, ma cercando nella sezione playlist troverete tutti gli argomenti di cui ci occupiamo e per i quali abbiamo divulgato condivisioni, conoscenze, spiegazioni, eccetera. Quindi, ma non abbiamo solo quello. Non abbiamo solo quello, il sito nella sezione shop mostra anche quali sono i nostri servizi professionali, quindi se desiderate scoprire, conoscere le cose che possiamo mettere al vostro servizio per aiutarvi a sbloccare la vostra vita, raggiungere obiettivi, migliorare anche aspetti della personalità oppure ripetizioni che nell'arco della vita tendono a farvi vivere esperienze difficili o problematiche, bene, allora noi siamo disposti comunque in maniera professionale ad aiutarvi in questo percorso. Ricordo che a proposito del percorso che possiamo attuare insieme, possiamo mettere, come dire, in atto molteplici strategie, tra cui circuiti personali, personalizzati, interventi di riallenamento energetico con il pendolino su misura, a parte le pulizie che facciamo di riallineamento ogni venerdì, quindi già ci occupiamo per una serie di persone di mantenere tutte le frequenze, le loro diciamo così, le loro anche percezioni di quello che sono i pensieri, le emozioni, gli stati psicofisici in generale sempre ai livelli ottimali, ma è possibile attuare anche degli interventi mirati sempre di radiestesia, quindi anche questo può aiutarvi a sbloccare delle situazioni, a ripristinare l'armonia fra persone che l'hanno persa, rimuovere la sofferenza che magari è legata a vecchie ferite, esperienze negative e che magari di conseguenza ha generato dei disturbi psicosomatici. Quindi possiamo fare veramente tutta una serie di cose con interventi di questo tipo, ma se volete un lavoro che è, come dire, più mirato alla correzione, quindi non solo un qualcosa che così come siete sistemi un po' al meglio le circostanze, ma anche proprio qualcosa che vi aiuti ad essere la versione migliore di voi stessi, allora sappiate che ci sono percorsi molto più, come dire, impegnativi e che prevedono un lavoro che parta da una correzione astrologica dei significati e degli influssi che i pianeti esercitano su di voi a partire da quello che c'era, dalla loro conformazione planetaria al momento della vostra nascita. Questa correzione può essere eseguita con la programmazione del subconscio, ma anche con i sigilli, quindi si studia quali sono le debolezze insite nella vostra data, quali sono gli aspetti che vanno promossi o rafforzati e si individuano il o i sigilli che fanno al caso vostro e che nel tempo si comporteranno proprio come gli influssi planetari, quindi nel tempo vi daranno il loro contributo sempre più favorevole e positivo. Detto questo, anche la ritualistica può aiutarvi nello sbloccare alcune situazioni, quindi magari è un intervento un po' meno personale, ma più personalizzato. Quindi si vede quali sono le situazioni che insieme creano le circostanze che vivete, quindi se ci sono influssi, interferenze,
situazioni che ovviamente quando si vive una determinata esperienza non c'è soltanto quello che coinvolge noi o la nostra volontà, ma anche altre circostanze che possono essere karmiche, legate ad altre persone che si intromettono, eccetera. Quindi ogni situazione richiede uno studio e anche una pianificazione per arrivare a raggiungere poi quel magnetismo che vi permetta di ottenere dei risultati o dei cambiamenti. Quindi questo è importante ed è importante capire, comprendere che un consulto professionale può effettivamente chiarirvi tantissimo le idee, sia per le risposte che potete avere alle vostre perplessità, ai vostri dubbi, sia anche per capire se c'è modo o maniera di intervenire e fare qualcosa. Quindi vi aspettiamo per un consulto professionale, 20 euro 45 minuti. I nostri riferimenti telefonici sono in sovraimpressione, quindi scorrono nell'arco della diretta, e adesso direi di ricordarvi, a proposito della diretta, qual è la serata è dedicata appunto alla possibilità di ottenere una risposta gratuita con le Sibille. Ciao Maria. Bene, allora vi ricordo come porre la domanda. Dovete mettere la vostra data di nascita, il vostro nome. Chiaramente la domanda deve essere mirata su un argomento preciso, una domanda formulata in modo chiaro, niente ambiguità, quindi niente doppie opzioni, oppure come va per l'amore e per il lavoro. No, scegliete un argomento, scegliete una direzione da dare alle Sibille perché ci sia più facile interpretarvele ed essere più precisi con le risposte. E mi raccomando, se la domanda riguarda anche un'altra persona, dovete mettere il nome e la data di nascita anche dell'altra persona. Mancando questi dati non possiamo rispondervi o garantirvi una, come dire, attendibilità elevata. Quindi mi raccomando, nome, data di nascita, la domanda chiara, quindi niente cose vaghe, come andrà per me l'amore nel prossimo periodo. Diteci se siete impegnati, se state frequentando qualcuno, se questo qualcuno è libero, insomma date dei dettagli. Bene, da chi cominciamo? Cominciamo da Anna. Vediamo solo se Anna c'è, perché Anna, se ci sei sei, batti un colpo e poi non rimanete collegati. Sì, leggo benissimo. Brava Anna, ha risposto sei, anche Anna? subito. Sì, subito, guarda lì. No, allora, prima. L'aveva scritto prima? È perché con la data con l'ora di adesso. Beh, si è risposto un minuto fa. Anna, dici solo se ci sei. Ok, Federica mi sa che lei c'è. Allora, vabbè. Anna, in attesa che tu ci dica che ci sei, rispondiamo a Federica perché ha appena scritto, aveva già scritto prima. Allora, la nostra Fede è Federica dell'88 con Jonathan. Jonathan, fammi capire, Jonathan sì, ha lasciato la Federica e l'Anna giù di sotto ha appena scritto che c'è. Quindi Anna, preparati per dopo. Preparati per dopo, scaldiamo i motori per la Federica. Cosa vuoi sapere? Dunque, Jonathan l'ha lasciata... Ah, ecco. Cosa vuoi sapere? Ma probabilmente l'ha scritto su... come andrà a finire, vedi? Ah. Ok, allora Federica e Jonathan, quindi 22 giorni fa, hai anche ore e minuti, Federica. No, vogliamo sapere... No, vabbè, scherzo, ovviamente immagino che non starai tanto bene. Allora, quindi vuole sapere Federica... No, perché scusa, come fai a sapere che non sta bene? Magari sta benissimo. Se conta i giorni da quando lui l'ha lasciata, magari sta benissimo, cosa ne sai proprio. Oh, e chi arriva? Lui sì che sta bene. Ciao Alex, grazie di essere qui con noi. Dai che tiri un po' su di morale, Alex. Allora, rispondiamo a Federica, vediamo se c'è... vediamo se c'è che cosa c'è. Se c'è possibilità di una Insomma, vediamo cosa ci raccontano le Sibille. Vediamo le Sibille. E com'è che si chiamava lui? Jonathan. Sempre Jonathan, quello di 22 giorni fa. Non si può fidare di uno che si chiama Jonathan. Non dirgliela così. Allora, vai avanti te, vai che ho paura. Ma allora il taglio
il taglio porta avanti la confusione, la discussione. Attenzione anche che non si intromettano altre persone con le loro chiacchiere, quindi mi raccomando. Però vediamo. È un taglio un po' pesante. Un taglio... Non è un taglio leggerino, magro digiuno, Caresimina. Un po'. Alex ha detto qualcosa. Lo dice Alex? Dice che insieme siamo fantastici. Allora, vediamo un po' se c'è un'apertura o una chiusura. Beh, diciamo che già, però si dava da fare. Non è un tipo tanto tranquillino, Jonathan, Allora, ascolta un po', Federica, qual è stata l'origine del vostro diverbio? Perché comunque sembra che lui avesse in piedi anche dei flirt nella cerchia delle sue amicizie, potrebbe essere anche colleghi di lavoro, qualsiasi altra persona comunque intorno a lui. Quindi qui si vede anche forse... non vorrei che abbia colto un'occasione per... Non era un tipino tranquillino, non aveva camomilla addosso, no? Sembra che adesso abbia l'opportunità di alleggerire il carico, di magari... Diluire? Sì, di far la fuga verso un'altra situazione. Vedi che c'è l'amica, è vero che questo potrebbe anche indicare un chiarimento, un alleggerimento delle tensioni, un'altra occasione che vi date. Quindi non la vedo come... No, non c'è proprio una chiusura Allora, mettiamola totale. così. Bisogna capire che tipo di discussioni avete avuto, perché potrebbe anche indicare che c'è un'apertura verso di lui a chiarire un po', però la leggerezza al cuore... Calma, la Federica ci dice che lui risulta essere fedele. E fede, da dire al mare, c'è in mezzo, perché vedi qua, sembra che lui sarà stato anche fedele con te, ma non era solo fedele con lei, era fedele anche con altre, perché qua si vede che lui, insomma... comunque, diciamo che magari qualcuno anche sta cercando in qualche modo, o ha cercato di recente, perché stiamo interrogando quello che è l'evolversi a partire dai 22 giorni passati fino ad oggi e in futuro, ovviamente. Quindi magari c'è già stato qualcuno che ha cercato di mettere una buona parola ed è possibile che molto presto vi chiariate un po'. Però ti devo dire che le carte che seguono non è che sono proprio il massimo. Sono un pochettino... Perché si vede un'apertura, ma non necessariamente intenzionata a riprendere la storia. Sembra, sì, che un ritrovare un'armonia, ma un volere lo stesso, prendersi del tempo, chiuderla. Tra l'altro il sacerdote è anche una carta di quando si diventa freddi, si giudica opportuno staccare, prendersi le distanze, vedi che chiude pure col vedovo, quindi non è che, cioè, se anche vi riavvicinate un po', probabilmente lui sente l'esigenza di stare un po' per fatti suoi. Quindi... La Federica però ci avvisa che è sicuro al 100% che non abbia avuto... Va benissimo, effettivamente non c'è il ladro, non c'è, ci sono indicazioni magari di una sua volontà di tenere la relazione più leggera, e anche qua non lo so, non lo vedo dell'idea di metter su casa, se questo è il motivo per cui magari avete discusso, e anche se c'è un ritorno un po' alla serenità, ma non un ritorno perché non c'è quella carta lì, quindi non c'è la carta che parla specificatamente di un ritorno, cioè diciamo così, magari una volontà di chiarire anche per via di quello che avete condiviso, eccetera. Però non lo vedo desiderare di andare oltre. Le carte sembrano parlare di una chiusura comunque. Nell'esito... La Federica dice che non esce mai di casa, solo lavoro. Che sia un po' un solitario, ma lo stesso non lo vedo comunque orientato a recuperare con te, e anche se dovesse proporre qualcosa,
È più facile che arrivi una nuova conoscenza, che magari è tra le vecchie persone, una nuova, qualcuno che si fa avanti fra persone che conosci già. Ecco, questo è quello che ti posso dire, ma con purtroppo lui Fede, non la vedo andare come vorresti tu con lui. almeno 6 mesi, un anno sarà così più o meno, Fede. E non ci sono spazi di manovra. Mi dispiace Federica, vorrei poterti dire altro, ma io leggo Le questo. sibille ci dicono questa strada. Poi magari ci sbagliamo, tra 22 giorni te lo trovi sotto casa con un mazzo di fiori. Però le sibille purtroppo non puoi avere. Ma non c'erano carte di gelosia, Federica. Va bene, passiamo alla prossima domanda. Federica, se vorrai, facciamo un approfondimento in privato. Sì, certo. Bene, andiamo avanti. E adesso la nostra Anna. Che ha detto che c'era, quindi rispondiamo ad Anna. Anna, ciao Anna. Rispondiamo quindi... a Anna, poi amore devi andare su a fare minestrone. Sì. No, perché stasera si mangia lasagna e minestrone. Che accostamento, hai deciso un menù leggerino. Leggerino. Dai, Anna, buonasera, è finita oppure no? La storia a distanza con Domenico. 19 marzo 66 e Anna 19 maggio 67. Lui ha problemi al ginocchio. Importante. Magari è il motivo per cui non si sono visti tantissimo. Bene, andiamo su a vedere. Vediamo quindi Anna, Domenico, Anna, vediamo un po'. La nostra Anna, messaggi, e Anna ti vediamo un po' malinconica, vediamo un po' da funerale. È possibile che anche lui le scriva con nostalgia o che le dica che ha nostalgia di lei, cioè c'è nostalgia, qui non si capisce da chi, sì, ma si capisce che c'è. C'è questa nostalgia canaglia. Però, hai visto che belle carte? Insomma. Senti Anna, guarda Anna, purtroppo stasera le carte non sono, mescolo io il prossimo giro. La prossima volta facciamo mescolare lei perché sinceramente il minestrone, non gli piace fare il minestrone, no? Al mio Topolotto, allora alcune volte mescolo io, però il minestrone non lo riesco a girare bene anche. Non vengono. Anna, guarda, sono delle carte difficili. Sai, siamo partiti molto bene, quindi la linea del passato vi ha visti con un grande affiatamento, molta armonia, lui veramente ricco di iniziative, pensieri, regali. E quindi insomma molto lanciato. Nella linea presente sembrava molto lanciato, si vede che tu sei ancora innamorata, Anna, di lui. Però c'è un furto, c'è qualcosa che di nascosto è stato fatto. Fai attenzione perché sono cambiate delle situazioni, delle circostanze, delle dinamiche che hanno agito. Potrebbe anche essere una donna del suo passato che lo ha ricontattato, ma non lo so, sai, è un po' così. Diciamo che comunque diciamo che comunque in questo momento è cambiato un po' il suo legame nei tuoi confronti. Andiamo al finale, va, perché in fondo... Ma vedi, nel prossimo periodo c'è ancora qualche guizzo. Però vedi che poi si arena ancora tutto, c'è una tua volontà di recuperare, però io comincio a vedere qua che lui e anche lui, vedi, anche il Marietto te lo dice qua. Addirittura il Marietto. Che comincia magari a venire fuori, sì, anche il Marietto, va bene. Fagli vedere il finale. Sembra che poi lui comunque cominci un pochettino ad approfondire un'altra amicizia, che potrebbe essere anche lì sempre virtuale, online, o quella che è a distanza. Perché vedi che lui lo vedrai proprio allontanarsi ancora di più e quasi quasi qualunque cosa tu faccia non fa che generare discussioni. Sembra quasi quasi che
sia una tempesta perfetta per... Ah, lei dice lui impegnato. Sì, ma l'avevo già detto. No, l'ho letto adesso, ecco perché c'è sta cosa qua. Quindi guarda che è cambiato qualcosa perché probabilmente lei, questa donna che si vede qui, Sì. o si è mangiata un po' la foglia e quindi o si è in qualche modo reintrufolata. No, non la vedo come una cosa che si risolve felicemente, Anna, perché ti vedo piangere. Nel senso, l'esito con le lacrime. No. Andiamo avanti. Vuoi mischiare te? Dai. No, mischio io. Non mi fido io. Allora, andiamo avanti. L'Asia. Va bene, rispondiamo ad Asia così prendiamo anche... Ciao, vorrei sapere se c'è un ritorno di Andrea 74, io sono, o meglio, voltare pagina. Allora, vediamo se Andrea torna, 12 Asia ci sei, prima di 74. tutto rispondi se ci sei per il Giusto. Marietto e la Hildegarda. Vediamo un po' se ci sei, se no andiamo alla prossima. Mi raccomando, quando fate la domanda, poi restate lì, Se no passiamo alla prossima. perché se non ci siete noi non facciamo il monologo che poi vi andate ad ascoltare dopo. Ci piace avere uno scambio, quindi se non passiamo alla prossima domanda. Passiamo a Antonia. Vediamo intanto se Antonia c'è. Antonia, ci sei? Se ci sei, batti un colpo. Madonna. Certo che i tempi... vedi no. che c'è. L'Asia, ok, Asia ci sei, bene, Asia, bene. Bene, rispondiamo ad Asia. Eccola qua. Eccola qua. Quindi vediamo se Andrea torna, 12 luglio 74, Asia 2 febbraio 78. Sono proprio curioso anch'io se torna questo Andrea. Vediamo. Vuole metterlo nel bimbi? Facciamo una mescolata elettrica. Tieni, va. Io? Le carte, sì. Hai paura che ci sia la terza negativa? Tanto se ce deve essere. Adesso mettiamo nel bimbi. Eccolo, va bene, Asia. Vediamo se Andrea torna. Cosa farà Andrea? Occhio che qui c'è l'entrata. Un'interferenza. Cos'ha una figlia che gli dà pensiero, magari che si è messa come antagonista di traverso nel vostro rapporto, perché qua già si vede una donna più giovane. Vai, Marietto. Potrebbe essere anche nel ventre, non è che... Comunque è una carta di rivalità, quindi... Mazza, è uscita la stessa coppia di prima, eppure ho mescolato tu, ho mescolato io, ho tagliato io. Ai, che carte pesanti, che sibille. Questa sera è meglio che non le tocco. La prossima volta facciamo come si dice, le sibille in un bunker, perché qui con queste sibille che faccio io c'è pericolo che ci venga addosso un Boeing. Ma senti un po', ma lui è libero? No, perché ci sono un po' di situazioni strane qua. Già, e guarda che cavolo. Ma sì, ma è libero, cioè stava solo con te, perché un po' duretta qui la faccenda. Mi sembra che Asia eravate, non ha figli, allora è una... E allora è un'altra persona. Allora... Guarda che qui è tornata alla carica una persona del suo passato. Altro che, guardala lì. Guarda qui un ritorno. Un ritorno. È in periodo estivo, quindi è qualcosa che... Qualcosina che ballava lì nel bimbi? Sì. Ah sì? Sì, bimbi, non bimbi, nella planetaria, impastatrice. Qui c'è qualcosa, sai, c'è proprio il ladro adesso. Sì. E guarda che lui, se anche tu glielo chiedessi, non ti dirà la verità. No. Però intanto tu lo percepirai freddo. Probabile sì, però sembra che si sia già avvicinato a lei. Non adesso. Che lo conosceva già, sembra quasi una vecchia fiamma, di fiamma, di un ritorno di fiamma e qui anzi ci sono delle carte pesanti, fortunate anche. Ma il finale che conta, fagli vedere il finale. Il problema è la fine. Io non ho coraggio, fagli vedere tu. Va. La situazione è bloccata qui. Vedi? Tu che piangi.
la prigione. Non si muove nulla, resta tutto uguale, i vecchi problemi non fanno altro che trascinarsi. Sì. No, mi dispiace. Mi dispiace. È più facile che arrivi un'altra persona per Sì, te. più volonteroso. Chi è? Alex subito lui. Alex! Alex, Hai capito che... quante donne che aspettano l'uomo che guarda un po', manco fatto l'estate, infilano il costume, ciao. Ciao, hai capito te? Bene ragazzi, Mannaggia. adesso mando la Ilde tra i fornelli perché ormai... Va bene, vi ricordiamo quali sono i prossimi appuntamenti, perché ovviamente vi diamo altre occasioni per certo, le per risposte sveglie gratuite. Torno nella diretta martedì sera alle 21:15 e di nuovo col Marietto giovedì alle 19. Quindi non preoccupatevi se non siamo riusciti a rispondervi, avrete altre possibilità per ottenere appunto una, magari togliamo il commento, avrete ancora altre opportunità. Fermo restando appunto che potete trovarci anche su Facebook nei gruppi Casti Sacerdotali e Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo, dove condividiamo giornalmente contenuti, circuiti, link per video, insomma noi ci siamo sempre. Vi ricordo comunque che siamo anche disponibili per consulti professionali. Mi hai detto che siamo arrivati a 2600 iscritti, amicizie? No, non gliel'ho detto, ma se vanno nel gruppo lo trovano. Tra l'altro vi ricordo che oltretutto, oltre ai nostri canali YouTube, oltre il sito internet, oltre Facebook, abbiamo anche pubblicato 2 libri che troverete su tutte le librerie con Magia radionica della Madonna dei Ghirli, l'ultimo pubblicato, e Introduzione alla magia radionica, il primo che è uscito insomma già un paio d'annetti fa. Quindi, insomma siamo sul pezzo. Ci trovate a tutto campo. Bene, vi aspettiamo allora martedì alle 21:15. Grazie.